Ebbene, qui oggi sono anche in veste di cavaliere dello sport. Ovviamente con me Omar De Montis, presidente provinciale ASI Genova. Omar, qui abbiamo una partita, uno sport che esordisce a Genova, il walking football, nuovo, con 3 squadre in campo oggi. Sì, oggi siamo ospitati dalla società Superba Calcio, che è la promotrice di questo evento, che è un triangolare tra Pinerolo, Luserna, Novara 1 e appunto la squadra ospitante, che è la Superba Calcio. In in questo evento di promozione, no? Nel senso che il walking football è una nuova disciplina che sta nascendo in questi anni e a Genova, in Liguria, le società che hanno diciamo, sposato questa nuova disciplina sono poche, quindi nei compiti di ASI c'è la promozione sportiva e sociale. Noi siamo qua perché abbiamo fatto un nuovo accordo, abbiamo trovato questo nuovo modo di fare promozione con la Superba Calcio e quindi dobbiamo sviluppare tutto un discorso di promozione e sviluppo di questo settore a Genova e in Liguria. Questo è un evento che chiama per la prima volta anche squadre da fuori regione e siamo qua a dare il nostro contributo. Senti, a proposito di contributo e di principi su cui si basa, quindi sia i Cavalieri dello Sport che ovviamente l'ASI, e parliamo di solidarietà, sostenibilità, inclusione, ormai parliamo di valori importanti, sia per i Cavalieri, dicevamo appunto, che per l'ASI. Ma oggi è una dimostrazione di quanto lo sport può fare per tutti qualcosa, per ogni età, per ogni genere, per ogni tipologia di approccio allo sport, no? Che non sia prettamente agonistico, no? Oggi abbiamo giocatori che sono più vicini agli 80 che ai 70, quindi è la dimostrazione che lo sport è fatto con le regole adeguate, che tutela logicamente la parte agonistica di chi svolge questo tipo di sport, può essere avvicinato da chiunque, quindi il fatto di poter dare la possibilità a chi ha la passione per il calcio di giocarlo ancora nonostante l'età, nonostante magari gli acciacchi, è una cosa importante, no? È un simbolo di inclusione e di opportunità di promozione sociale e sportiva. A proposito di promozione, lasciamoci insomma ricordando che il 26 di aprile i Cavalieri dello Sport e anche ASI saranno insieme a Veleggiando, imparando veleggiando adotta una riva, quindi un evento per i ragazzini, ma non solo, anche per le famiglie, sostenibilità ambientale e sport.